Scatman's World. Wow, amici del grande wrestling, un saluto dal comandone veneziano. WWE 2K14. Allora ragazzi, continua la rivalità tra Jericho e Veneziano. Siamo in un inferno match ragazzi. E si continua ragazzi. E forse a Money in the Bank ci sarà l'epilogo di questa incredibile faida. La prima per il Comenda veneziano, dove nel pay per view precedente a No Way Out è riuscito a sconfiggere il buon Jericho. E vediamo chi sarà il re delle sottomissioni, il re di Raw. Così si è definito Jericho, il fenomeno delle sottomissioni e il re di Raw. Ma il Comendone ha risposto da campione ragazzi, appena arrivato in WWE, ma subito spettacolo. In questa prima vera rivalità comendiana. Il Comendone vuole vincere questa rivalità per poi dimostrare a Vince McMahon che vuole avere una chance per vincere qualche cintura. Attenzione subito. Mamma mia ragazzi, che match in mezzo alle fiamme. E il Come è partito alla grande, il Come è partito alla grande. Aia, Jericho adesso. Attenzione a Jericho, attenzione, troppo presto. Contromossa comendiana. Ancora contromossa di Jericho. Veramente McMahon vuole rendere la vita impossibile a questi due lottatori. Finora hanno fatto tantissimi match di natura diversa. È il veneziano! Attenzione, Jericho se n'è andato. Non ci credo. Attenzione. Il Come rischia. Mamma mia. Puff. Vai. Olympic Come Slam. Puff. Bye vecchio. Bye. Mamma mia che match. Per il Money in the Bank veramente in palio qualcosa di più di un semplice match ragazzi. Questo è odio puro tra veneziano e Jericho. Fa fatica il veneziano, deve fare queste mosse di velocità perché Jericho nelle prese riesce sempre a liberarsi. Eccolo là, appena detto. L'ho detto ragazzi. Per questo tante volte tento la mossa di velocità, perché nelle prese grande Come. Nelle prese ancora, vedi? Porca troia. Attenzione a Jericho, cosa vuole fare? Troppo tardi. E i gradi aumentano. Puff! DDT veneziana. Vai, rotola. Ferma il cursore nella zona rossa. Per ridurre la zona rossa ed evitare di bruciarti. Mamma mia, il Come ci prova! E il Come ce la fa! Incredibile! Come! Non avevo praticamente mai fatto questo match. E il Comendone al debutto in un inferno match ha subito vinto con Jericho ragazzi. Incredibile ragazzi, incredibile. Il Comendone veneziano c'è. Ragazzi, un'altra idea pazza di McMahon, visto che tra una settimana c'è Money in the Bank, ha voluto, come si dice, creare una Battle Royale a 6 uomini, dove il Comendone veneziano e Chris Jericho devono veramente farsi il culo per arrivare al pay per view, insomma, in maniera pulita e precisa. Sarà durissima perché in questo match ci sono tantissimi lottatori incredibili, tra i vari Goldberg, Stone Cold, Triple H, eccetera. Veramente McMahon ha reso la vita impossibile a questi due lottatori per questa rivalità devastante. Quindi sia per Jericho che per Veneziano un test veramente incredibile.
Intanto è entrato il Kume. Per il Kume la prima Battle Royale. Il Kume sta andando molto bene. Adesso entra Brock Lesnar. Lo scopo di questa Battle Royale, ha detto McMahon, è distruggere Veneziano e Jericho. Quindi Lesnar, Stone Cold, Triple H, Goldberg devono veramente massacrare i due lottatori. Ecco il Brock, ragazzi. Veneziano ha detto è una vergogna. Prima di un pay per view non ci può essere un match del genere. Jericho ha detto partecipo solo per i fans. Ma è una vergogna, Vince McMahon è una merda e sua figlia è una zoccola. Questo è il commento di Jericho. Ed entra anche Jerichus. Non a caso in mezzo alle entrate del Kumenda e Jericho c'è Brock Lesnar. Che il Brock è stato un avversario del Kumenda in un match dopo l'infortunio di Lesnar. Subito il Kumendone ha distrutto il Brock. Ma quella era un'altra storia, ragazzi. Ecco anche Jericho. E adesso, ragazzi, The Game, mamma mia, veramente oggi è un match devastante. C'è veramente tanta carne al fuoco, ragazzi. Ecco The Game in tutto il suo splendore. Mamma mia che Battle Royale, eccolo, ragazzi. Ragazzi, entra Goldberg. Ragazzi, entra Goldberg. E adesso sono cazzi per tutti. Ricordiamo che Goldberg e Triple H hanno anche una stable, quindi magari ci può essere un'alleanza fino alla fine. Ecco, Bill Goldberg. E adesso Stone Cold Steve Austin. Vai, ragazzi, andiamo per questa Battle Royale devastante. L'obiettivo è distruggere il Kumendone e Jericho. Questo ha detto Vince McMahon nell'ultima puntata di Raw. Contromossa comediana su Triple H. Il Kume si prende The Game, ragazzi. Vediamo se sarà veramente così. Vediamo chi arriva in fondo. Secondo tanti, veneziani e Jericho faranno una Battle Royale difensiva per non sprecare troppe energie per il pay per view. Money in the Bank. Merda. The Game scatenato. E Goldberg su Jericho. Eccola qua, queste sono le indicazioni precise di McMahon. Massacrare Veneziano e Jericho. Porca puttana, aia. Attenzione, intanto sta rischiando Stone Cold. Merda. Attenzione, il Kumendone rischia già. Oh. E il Kumendone è già fuori. Pazzesco. Il Kumendone è già fuori. Non ho parole. Brocca e il Kumendone sono già fuori. Pazzesco. The Game impazzito. Ha ammazzato sia Stone Cold che Jericho. Ma questo forse può aiutare il Kumendone. Attenzione, in realtà il Kumendone sta sorridendo alla telecamera. Il Kumendone forse è uscito apposta. Il Kumendone. Jericho le sta prendendo sia da Austin che da The Game. Attenzione, il Kumendone forse è più fresco per il pay per view del Money in the Bank. Pazzesco, Jericho è fuori. No, Jericho non è fuori, pazzesco. Jericho si è salvato, ma forse ha sbagliato perché il Kumenda è a bordo ring ed è divertito nel vedere Jericho ancora nel ring. Colpo di scena a Raw, ragazzi. Il Kumendone si è fatto eliminare per stare tranquillo e riposato per il pay per view di Money in the Bank. Pazzesco, questo è veneziano, ragazzi. The Game, attenzione a The Game. Jericho le sta prendendo e Jericho le prende, ragazzi. E mancano pochi giorni al Money in the Bank.
Attenzione, cosa ha fatto Veneziano, ragazzi. Veramente una mossa astuta del Kumendone. Così è bello riposato. E anche Stone Cold se ne va, rimasto Chris Jericho. E The Game. Attenzione Jericho. Jericho vuole vincere. Jericho vuole vincere. Attenzione. Attenzione, Jericho le sta prendendo adesso. Si sta stancando tantissimo per il Money in the Bank. Il Kumendone a bordo ring, ragazzi. Il Kumendone è a bordo ring che se la gode. Jericho però vuole vincere per dimostrare che nella WWE bisogna vincere qualsiasi battaglia. Attenzione, attenzione, attenzione Jericho. Ragazzi, sarà un Money in the Bank incredibile. Jericho sfida Veneziano che è a bordo ring. Jericho il morale al massimo, ma stanco e sfinito. Veneziano riposato, ma ha preso comunque un'umiliazione. È uscito per primo nella Battle Royale. Al Money in the Bank, la resa dei conti. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.